Ciao a tutti, sono Francesco Caporale e sono un cantante di Treviso. Il tempo passa e poi, passa e poi, passa e poi ci troviamo sempre a scrivere di noi. Come genere mi definirei un cantante indie pop, ok, dato le mie influenze passate dal mainstream di Calcutta al primo album di Gazzelle, diciamo che ho intrapreso quella strada, mentre inizialmente era molto più improntata sul cantautore, il cantautore degli anni 70, da André, Battisti, De Gregori e quant'altro, dato che mio padre era un fanatico di questi cantautori. Ho intrapreso questa strada e diciamo mi ci ritrovo, è un vestito giusto che mi vedo addosso adesso. Fra le tue gambe, le notti insonni, tra le mutande. Io ho scritto quest'ultimo singolo che si chiama Cose da grandi, è uscito a marzo del 2022, diciamo è stata la chiave di volta per cercare di definirmi in un genere abbastanza preciso, ovviamente in un mercato saturo. Però diciamo che, come ho detto prima, è il genere che mi rappresenta di più, sia a livello di parole che a livello di melodie. È stato strutturato in base a esperienze passate, una relazione molto lunga, parliamo di 7 anni, ok? In cui ho cercato di racchiudere un po' tutte le sensazioni che ho provato basandomi su metafore, sulla doccia che è sempre fredda, che non andava nulla nel verso giusto, a tutti i sogni che avevo con questa persona che poi si trovava sempre a non essere un sogno reale, quindi ho cercato di racchiudere più cose possibili e sembra essere stata abbastanza apprezzata, ecco. Diciamo che è la chiave di volta per la strada che ho intrapreso. Adesso ci saranno altri brani che usciranno su questo format, tra virgolette, tenendo un po' questa strada dell'indie pop. Spero che piacciono anche questi, poi sì, parliamo sempre della nicchia, però anche la nicchia non la scarterei, importante, insomma. Potete ascoltare tutta la mia musica su tutte le piattaforme digitali. Mi trovate sui social, ovviamente, come ogni persona comune del 2022, e spero che ascolterete anche le prossime canzoni e continuate ad ascoltare Cose da grandi, che insomma mi fa piacere. Il tempo passa e poi, passa e poi, passa e poi ci troviamo sempre a scrivere di noi. Il tempo passa e noi, passa e noi, passa e noi ci troviamo a non scrivere di noi.